cultura. Chiara. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto, sono contenta di vedere così tante persone. Fortunatamente abbiamo trovato una bella giornata. Io devo ringraziare tantissimo Gianfranco Milanese, che è il presidente dell'associazione e il gruppo marciatori di San Quirino, perché come ogni anno la marcia è stata bellissima. Ringrazio anche tutto il gruppo che ti sostiene, perché da soli non si riesce mai a fare nulla. È importante, esatto, avere un buon gruppo alle spalle. Il mio augurio è che continuate ad essere così compatti e continuare a lavorare così. Gianfranco, mi raccomando, tieni duro e aspettiamo che anche il prossimo anno tu organizzi così bene la marcia di San Quirino. Quindi un grosso applauso a tutto il gruppo marciatori e a Gianfranco. Buona giornata a tutti, buona domenica. Volevo ancora precisare una piccola cosa che mi ero dimenticato, ma è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, come si suol dire. Voglio ringraziare naturalmente quanti hanno festeggiato ieri sera qua, che ci hanno lasciato il parco impeccabile, pulito e ben ordinato. Un'altra cosa, devo una bevuta al nostro sindaco, perché l'avevo detto tempo addietro: sindaco, se deve far avere i bagni e il parco ti pago da bere. Oggi purtroppo devo pagare il debito. A lei, signor sindaco. Grazie Presidente, grazie Gianfranco, è con piacere che saluto tutti voi. Inizio ringraziando il Padre Eterno che ci ha dato questa bellissima giornata e poi devo dirvi che ho apprezzato molto il percorso. Io assieme a mia moglie ho fatto quello di 13 km e devo dire che è ben presidiato. L'abbiamo fatto in tranquillità, in sicurezza, soprattutto nei punti più critici, è ben segnalato, quindi non c'erano problemi di perdersi e soprattutto devo dire che hanno individuato un percorso che io ho apprezzato molto, essendo un viso pallido, ho apprezzato che era molto ombreggiato, quindi c'erano dei bellissimi tratti di ombra che io ho apprezzato molto e quindi complimenti Gianfranco. Ovviamente non posso esimere anch'io da fare i ringraziamenti di tutti coloro che hanno organizzato, che hanno contribuito a organizzare questa bella manifestazione e spero che vi siate divertiti tutti. San Quirino avete visto che ha una campagna meravigliosa, abbiamo sfiorato anche i Magredi, almeno nel percorso quello che ho fatto io. E devo dire che molte volte, parlando con una signora che ho incrociato lungo il percorso, mi diceva: ma spesso andiamo in cerca in giro di trovare, no, dei territori eccetera e non ci accorgiamo che proprio a casa abbiamo un bellissimo territorio e quindi che comprende anche questo bellissimo parco che, come ha ricordato prima Gianfranco, grazie a due persone in particolare, a Silvio Bidese e a Pierino Bozzolà, che quest'anno è stato premiato, pochi giorni fa ha ricevuto il premio San Quirino proprio per questa sua passione, questa cura per il parco che diciamo che neanche il giardino di casa sua forse ha curato così bene e quindi noi di questo ne siamo grati, siamo orgogliosi e spero che anche voi abbiate apprezzato questo bellissimo parco. Non mi dilungo oltre, passiamo alle premiazioni, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie sindaco, grazie Gianni. Allora Roberta, cominciamo con naturalmente trofeo comune di San Quirino al primo gruppo Podisti Cordenons. Allora ecco l'applauso ai Podisti Cordenons. Un attimo solo, fate aiutare che c'è anche la cesta. Un attimo solo che abbiamo anche la cesta. C'è anche Alessandro che noi abbiamo adottato sempre di noi vigili questo ragazzi, potete tirargli le sassate quando volete. Bene, grazie agli amici di Cordenons come sempre, marciatori pugliesi, quasi volontariato. Allora se ti giri un momentino che immortaliamo il momento, ecco qua. Ok, bene, grazie. Ciao, grazie ancora a voi, ciao, 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 ciao. Secondaria San Quirino. Ah, qua abbiamo anche la coppa per questi bravi. Allora, girate un momentino, vi girate un momentino, bambini, ragazzi. Ah, bene, ecco, qua già
Già con l'insegnante è già più interessante, ecco qua, benissimo. Un attimo solo, ecco qua. Perfetto, grazie ragazzi, grazie anche agli insegnanti. Il gruppo Pantere, sempre presente a San Quirino. Ecco, un attimo solo che aspettiamo l'ok dal capo qua. Perfetto. Ah, fuori registro Roveredo, scusa, fuori registro Roveredo, anche questo gruppo è spesso presente a San Quirino. Un attimo solo che ci mettiamo, un attimo solo che ci mettiamo e adesso le do un attimo solo, un attimo solo che la signora ci chiede il microfono. Io volevo ringraziare San Quirino, veniamo sempre a questa marcia perché è un percorso bellissimo e quindi non possiamo mancare. Grazie. Non possiamo che ringraziarvi della vostra presenza e dei complimenti. Bene, andiamo con il gruppo Carducci, grazie bambini. Gruppo Carducci, ecco qua Carducci. Si gira, ecco qua, capo. Ok, benissimo. Podisti 2011, grazie a voi, gruppo Podisti 2011. Ecco qua, questo signore ha fatto più chilometri lui che un tir russo. Noi ci conosciamo dalla vita naturalmente, un attimo solo. Satana. Ok, benissimo, grazie. L'assegno vi arriverà a suo tempo. Gruppo Marciatori, Valle Noncello. Ecco, gruppo Valle Noncello. Ecco qua, consegna l'assessore. Ok, Primavera, gruppo Marciatori, Primavera. Primavera signori, ecco la signora che arriva, ecco anche un attimo solo, ma io non sono molto fotogenica, non importa. Ok, grazie Nicola. Allora SD Asano Runner, gruppo di Asano Runner, ecco anche questo ne ha fatta tante di strada, ve lo posso garantire io. Scusate i fischi qua ma ci stanno fischiando dietro. Grazie. Ok, grazie ragazzi di Asano. La polisportiva Enrico Pordenone. Eccolo qua. Naturalmente è un ringraziamento particolare anche a questo signore che è sempre alle iscrizioni, il presidente FIAS di Pordenone, Lucchita, grazie. Marciatori e Visini, Fontana Fredda. Ecco, Aves naturalmente, ecco, sì, da quella parte. Ancora. Grazie, perfetto, grazie ancora a voi. San Quirino by night, ecco qua. San Quirino by night. anche questo. San Quirino by night, San Quirino by night. Ok, superfondori Sedrano, Marciatori Sedrano. Dai, sono, sì, Laura. Walter, finalmente. Allora qua c'è da correggere, qua sono marciatrici Sedrano. Ecco qua. Ecco qua. Vieni qua che mazzo Sedrano. Ok, grazie signore. Attualmente questo sodalizio è arrivato alla fine di una lunga camminata. Dopo 30 anni alcuni andranno in pensione, compreso il sottoscritto. È stato un piacere avervi per questi lunghi anni tutti assieme. Vi auguro buona fortuna a tutti e arrivederci alle prossime edizioni comunque. Grazie a tutti e arrivederci.